Dare 2 contro 2, 3 contro 3, è la stessa identica cosa, ci sarebbe da vedere delle situazioni. Io vi faccio vedere quello che io faccio, laddove uso un po' di rigore, ci credo molto poco anche che fanno sempre passi, una guerra. Allora, ragazzi, uno qui va veloce, uno qui, dalla destra alla sinistra, dalla destra alla sinistra. Classico, va bene? Allora, a me non mi piace. Io credo che se giriamo 3 contro 3 non è mai intelligente mettere la palla per mezzo, preciso. Ma sempre sono stato più da un lato, più dall'altro, perché si deforma la cosa. Se io sto qui, i difensori stanno sicuramente uno davanti a me, anticipo a destra, anticipo a sinistra. Se mi sposto sul basso, anticipo forte e quello sta staccando. Giusto? Poi se vengo qui e accado quel compito bisogna vedere quello che succede, però diventa allora, se noi mettiamo lì davanti e lui gioca in controllo, gioca, stringe e poi nell'idea che cerchiamo noi, non ci piace che il quarto venga perché probabilmente gli chiude questo spazio, gli porta un altro uomo, arriva a noi non piace più perché lui va bene? La palla arriva lì, io sono qua, io vengo opposto perché vedo quello che fanno i difensori. Probabilmente se siamo in sovrannumero questo difensore dovrà aiutare qui dentro, per cui a lui si aprono dei passaggi di libertà. Passa. Ok? Queste cose qui, ma soprattutto perché se i difensori, ammesso che siano pure qua, questo qui dentro prende vantaggio sull'uomo. Azzardate il dentro. 4 difensori sono 4 ragazzi che difendono. Uno sulla palla, uno su lui, chi è che difende su lui? E tu sei. Anche io parto da sedere, ragazzi, non dico, È reale questa? È reale. È una realtà, ci può essere questa situazione in gioco. Io attacco dentro l'area. Va bene? Lui deve fare tutto quello che fa il bravo difensore, va bene? Facciamo. Se lui va dentro quello che bene. E tu, se vuoi aiutare, ci puoi aiutare. Mettete le cose dove c'è da dire. Senza spingere. Senza spingere. Era giusto. Però se fai così lo stringi, no? Sì. No, lo stringi. Giusto? Allora, se la signora va allora, tu non puoi giocare, io arrivo e lui è bravissimo, come la vedo. Fatti vedere, Giovanni, costruite già. Posizione qui da vantaggio. Gli rubo spazio in aria, faccio step in. Io gioco contro la sua posizione e sui ribaltamenti da là. Vedi?
difende così, tu devi fare. Così. Spingi. Devi giocare a pallacanestro. Lo scopo dello yo-yo è? Qual è lo scopo del gioco del basket? No, lo scopo del gioco del basket è mettere la palla nel buco, mettere il pallone nel canestro. Perciò se lui ti anticipi così attaccato, tu fai la cosa più naturale del mondo che ti chiaro? Perché lo scopo del gioco è mettere la palla nel buco e noi ce lo scordiamo. Anticipa giusto, senza fare la palla, che non ti tagli davanti e che non ti batta. Perciò se lui ti prende giusto, qui ti anticipa. Tu la cosa più giusta che devi fare è fare un passo vicino. Ok? Vai dietro, bravo, vicino. Guarda, mi ricevi, bravo, gioca, bravo, vai, bravo, la palla da lì, giochi con me, adesso faccio non spaventare niente, capito? Allora, aspetta, allora, io corro dentro, Andiamo a ricreare il sementatore fra pochi degli anni fa, 60 anni, chiaro? Ecco perché l'idea è mettere il quarto opposto alla palla. Ruba spazio all'interno dell'area, si può servire e crea dei vantaggi immediati. E lascia allo stesso tempo a lui la libertà di giocare, prende la soluzione. Io sono arrivato per penso, creiamo neanche la soluzione. Io sono venuto dentro, lui prende sul fondo. Bene dal centro. Tutte le regole. E non mi sembra che queste siano cose difficili da far fare pure ai ragazzini 10 anni, loro già sono vecchi. Perché? Perché non mi sembra che specializzi, non mi sembra che gli do delle cose che poi non si ritrovano, non mi sembra che siano cose complesse oltre al peso del pallone, e si può giocare pure con i palloni a basket da pallavolo, fate voi, sì, e soprattutto ti faccio capire che in mezzo al campo c'è uno spazio, c'è un tempo, ci sono una serie di cose che devono fare e che non diventino, come spesso succede, giochiamo passing game. Che significa passing game? Gioca passato. E andiamo, quali sono le regole del passing game? Mai detto. No. Quali sono le regole del passing game? Non le sa nessuno. Per un motivo semplice, perché è un gioco che ognuno si studia e si fa le proprie regole in funzione, però se uno ti dice guarda che la regola così, dai e calma. Poi dai e fai. Poi chiaro? Allora, queste sono le regole. C'è una presentazione sul fondo, come si muovono gli esterni, eccetera, eccetera. Che non è nemmeno bene la scarica, Non è nemmeno bene la scarica, perché è un'altra cosa ancora. Queste sono le collaborazioni offensive, che sono il passo successivo dei fondamentali individuali. Chiaro? Fanno i fondamentali individuali, dopodiché si attaccano con queste cose. Questo è quello, avrei potuto fare una serie di esercizi.